vi porto Plauto. Non per mano naturalmente, ma attraverso la sua lingua. Accoglietelo con benevolenza. Attenzione, ora vi racconto la trama. C'era dunque a Neapolis un vecchio mercante che aveva 2 figli gemelli. Essi erano così simili che neppure la madre riusciva a distinguerli. Un giorno però, quando i ragazzi ormai avevano 7 anni, il padre, dovendo andare a Pestum per mercanteggiare, decise di portarne uno con sé e l'altro lo lascia a casa con la madre. A Pestum però, guarda il caso, vi erano i giochi e, come accade in simili circostanze, vi era tantissima folla. E in mezzo a quella folla il bambino si perse e non trovò più suo padre. Ma una donna, che era lì per il mercato, impietosita dai lamenti del piccolo, decise di portarlo con sé a Capua. E il padre lo cercò invano per giorni e giorni e disperato ritornò a Neapolis. E tanto era l'affetto che nutriva verso il fanciullo scomparso che cambia nome all'altro figlio e lo chiama Menecmo, come il figlio perduto. Insomma, perché tra poco non abbiate a sbagliarvi, lo dico e lo ripeto: i 2 gemelli hanno lo stesso nome. Ora però devo far marcia indietro e ritornare a Neapolis per farvi sapere come va a finire tutta questa storia. Ecco, questa è Neapolis. In questa casa abita il primo gemello. Da quest'altra parte, invece, sta per arrivare quello che si perse al mercato di Pestum insieme alla sua serva. Vediamo insieme come va a finire. Salve! Gli amici, quelli che mi conoscono, mi chiamano Spazzolo, perché quando mi sento a tavola, spazzolo tutte cose, e volete sapere perché? Perché secondo me, ho mangiato, è la cosa più bella che c'è sta. Perciò mi arraggio quando sento che certi persone attaccano il sciame e faccio il credere. Secondo me, fanno una grossa fassaria. Ma un povero disgraziato che già la sorte gli ha buttato il culo in faccia. Con decenza parlare, ma sicuramente la me ne voglio fuori. E non mo, lo trovo sempre. Perciò vi dico, se dovete attaccare un sciame, acchiappate la paccanna, attaccate la papappa d'oro, sì, che il ciò panza serena, ciò catena si stringe. Io mo per esempio, me ne vado dal mio amico Menecmo, di cui sono schiavo da lungo tempo. E sì, però me ne vado con i piedi miei da uomo libero per farmi incatenare bene bene. Voi dovete sapere che questo mio amico non solo me l'ha mangiato, ma boffa, fin quando non schiatta che c'era la protegga. E siccome sono diversi giorni che ho dovuto rinunciare a questa caduta, voi me la già mettere sotto e la già fa venire l'unica. Menecmo, vieni qua, ma dove vai? Basta! Issi sicuramente è sì, ma sapete che faccio? Ma va a nascondere a cadere, io faccio una bella sorpresa! Non ti sopporto più! Se tu non fossi malvagia, stupida, senza cervello, una donna impossibile, insopportabile, chi più ne ha più ne metta, tutto quel che piace a tuo marito piacerebbe anche a te. Ma se va avanti così, un giorno o l'altro ti rispedisco da tuo padre. Ti ho trattata troppo bene, troppo. Servi, schiavi, gioielli, oro, porpora, lino, non ti ho fatto mancare niente, non ti faccio mancare niente e tu sempre lì, addosso a sorvegliarmi. Ma sai cosa faccio stasera? Mi compro una sgualdrina e me la porto fuori a cena. Ah, sì? E questo poi si vedrà! Finalmente, a forza di gridare, sono riuscita a far allontanare mia moglie dalla porta. Mi piace questo bracciale, E questa sopravveste li ho rubati a mia moglie e adesso li porto alla mia amante. È così che bisogna fare, bisogna raggirarle a dovere queste arpie dai 100 occhi. Signori mariti puttanieri, modestamente parlando, prendete esempio da me. E là! Chi è? C'è qualche cosa per me in questo bottino? Aiuto, un'imboscata! Ma quale imboscata? La solita nape piena di malfattori! Anzi, sono arrivati i rinforzi! Ma chi era? Io
Spazzola! Mio amico, attuque mia consolazione! Salve, Non Menecco! potevi capitare in un momento più propizio? E per forza, questo è il mio mestiere, capitare sempre nel momento più propizio. Ma che fai combinato così? Ah, vuoi vedere una cosa deliziosissima? E quale cuoco la cucina? Tu pensi sempre a mangiare. Hai mai visto un affresco raffigurante Adone o Ganimede? E che ci azzeccamo di Guarda cullare? qua. Non ti sembra che ci sia una qualche rassomiglianza? Hai capito? Un bracciale, la veste sei e si è perduto pure chi. Guarda, che dice? Ho rubato la veste al mio malanno per portarla alla mia rovina. Ti è piaciuta questa parafrasi? Quella è retorica, io faccio l'avvocato, capito? Guarda qua, allora che dici? Sono bella. Sei bellissimo! Ma mo quando andiamo a mangiare? Guardalo che sto mangiando. Ma è mai possibile che non riesci ad aggiungere nient'altro di tuo? Nessun altro epiteto. I vidi, te, quando ne vuoi? Benissimo. E allora guarda. Io salgo qua sopra, tu mi guardi, mi miri e cacci un altro epiteto. Dai, già pure mirà. Ehi, già, vai. Ma chi se che può me sta mattina? Ma su, guardami. Sei spassoso! Oh, mi fai cascare le braccia. Ma su, guardami, forza, un altro epiteto. Dai, ma a me non me ne vai! Ma forza. Ma quando andiamo a mangiare? Oh, guarda che qua non si magna se prima non ti fai uscire un altro epiteto. E se te ne vuoi a me, troppo mangiato l'epiteto, bene meglio! Ma tu che epiteto hai capito? Ma prima te lo devi far uscire, dai. Ma buon ci capito? Non ti muovere allora, il mamma mette qua, Ma mi sto concentro. bocca. Guarda che in questa posizione quello diventa un'arma impropria. Sei sollazzevole! Basta, non voglio più niente da te. Hai capito? Ti hai piccicato con tua moglie. Sì. E a casa tua oggi non si mangia. Beh, qual è il problema? Ti ho mai fatto mancare niente? Mai. E allora mangeremo dopo. Ecco, comunque, la cosa che devi dire, e non devi dire assolutamente a niente a mia moglie, dove andremo a ficcarci, come bruceremo questo giorno. E capite, è piaciuta questa parafrasi? Bruceremo, quella è retorica, io faccio l'avvocato, capite? Ma buona Menec, mi sentiamo stata parafrasi mia. Sputami in faccia se dico un'altra parola senza il tuo consenso. Tu mantieni di pronto che io prima o poi lo faccio, Senti, facciamo una cosa, adesso vado dalla mia amante Rozia e gli regalo questo bracciale e questa sopravveste e gli dirò anche di farci preparare un bel pranzetto. Ah, bravo, bravissimo Menec, ma tu sei quasi un amico. E verremo a sazietà fino al sorgere di Sirius. È piaciuta questa parafrasi? Di Sirius, quella è retorica. Mi faccio l'avvocato. Menec, ma allora che faccio? Va a bussare? Vai, caro. Vado? Oh, non c'è bisogno, sta nascendo sti quattro purpo. Oh, guardala, mirala, anche il sole si eclissa davanti alla bellezza del suo lussurioso corpo. Ti è piaciuto? Cada parola, so. Davano i prime moda, davano i... Menecco! E beh, Ci ha fatto venire allora a parole, senti. anima mia, salute! Salute! E che salute! E per me non c'è niente. Tu non conti? E non sai nemmeno contare, ciuccione! Ricordati che pure la riserva contano sul campo di battaglia. Battaglia sarà, combatteremo a suon di bicchieri e di fiaschi. Gioia dell'anima mia, come mi appare odiosa mia moglie quando io ti rimiro. Già, ma intanto non riesce a toglierla di dosso. No, anche i suoi vestiti indossi ora. E i suoi monili. Ma questi, ma tesauro, io questi li ho rubati a mia moglie per donarli a te. So quanto hai amato la sua veste di seta e quanto ha desiderato soprattutto il suo aureo serpentello. No, non esiste spasimante più generoso di te, mio bellicoso guerriero. Battaglia, grande battaglia sarà! Ah, sapessi quanto mi è costato però sottrarli a mia moglie, una ianara proprio, ecco.
Ecco, questo è il bracciale e questa è la sopravveste, tieni. Ti piace, eh? È bella! Solo questo sai dire? Ma non potete curate. È un epiteto ci vuole. Lo fatto è che chissà quando si tratta di vita non guarda facciando di più. Elegante, raffinato! Brava, elegante e raffinata, mi è costata 10 mine un anno fa. 10 minuttate proprio. E adesso, tesauro, che cosa ci farai preparare di buono adesso? Ma tutto ciò che tu desideri, mio bellicoso guerriero! Battaglia! Grande battaglia sarà! Una trottola Ma proprio. voi, chiamatemi Cilindro! Cilindro! Eccomi qua! Oh Peppa, tu ti spaccia a te per la mattina una faccia squadra una cosa! Ah, ti sta mancando un piezzo di cazzo in bocca, candela! E allora? Razia ti chiama, che cosa ci prepari? Sto poteva io un minimo besciù! Ma non romi, ma chi è l'orca assassino che è sto? Dimmi, Rozia! Sta a sentire tutto ciò che ti si ordina? No, e sono tutto orecchie! E su questo non c'era alcun dubbio, no? Cilindro, mio delizioso atque, grazioso cilindro, che cosa ci farai preparare di buono adesso? Ma quello che voi comandate! Cosa preferisci? Sì, veramente. Non tu tesauro, che cosa preferisci? Io veramente... Giusto, io veramente preferirei, giusto per cominciare, per mantenerci sul leggero, uova di fagiano al limone. Ma non è troppo vicino. Non fosse meglio ove galline normale affrittati. Ma fai fare a me, ma fai fare a me! Allora a questo punto io direi una bella zuppa di pescetti. Pescetti! Una bella zuppa di pescetti. Pescetti! Pesce! Pescetti piccoli! Ma è pure vezioso. Ma fragaglie! Al brodo pazzo! Pazzo, pazzo, pazzo! Sì. Ma che mi fa questa zuppa di pesce? Ma non fosse meglio una bella zuppa di fasullo? Tu non pulire vita? Ma è volgare, ma dai! Allora a seguire, cilindro! Un bello ruote salsiccia. Ma no, le salsicce le mettiamo dopo. Dopo mettiamo le salsicce, questo invece è il momento delle quagliette a vino e sale. Come mo basta, che sto senza potari? Ma non fosse meglio un bello musse pork? Chi ne guarda e vendresco? Ah, c'è un sulam! Ma si mette in dopo stomaco! Ma no, questo è il momento dei tegamini di carciofi alla greca! Ma non fosse meglio un bello ruote di salsiccia alla napoletana? Ho detto che dopo ne mettiamo le salsicce! A rinforzare il cilindro, ostriche, cozze, riccioli e padelle! Afrodisiaci! Sì, afrodisiaci per la grande battaglia! Ma quando vengono i salsicce? Adollo, sì, salsicce, ma ti ho detto che dopo le mettiamo queste salsicce! Ma io mi voglio mangiare prima queste salsicce! E va bene, ti voglio accontentare, tu lo sai che sei sempre stato sul mio cuore. E allora a questo punto, cilindro, per la sua gioia e penso soprattutto per la tua, metteremo Osasi! Ah, ma sì, oi! E mi raccomando che queste salsicce siano delicate, profumate, rosate e fresche di giornata. Benissimo, benissimo, e per la E ripresa! per la ripresa, onde rischiarare visceri, frutta a volontà, uva, albicocche, pesche, susine, fichi, mori. Banane! E salsiccia! Ma queste salsicce già l'abbiamo mangiato. Ma che facciamo? Ce le mangiamo un'altra volta, no? Questo è un pranzo, non è la sacrosa salsiccia. E che salsiccia? Allora mi raccomando che tutto sia ben cotto e innaffiato da un buon vino rosso di fragola. Rosso? Rosso come la passione! Battaglia! Grande battaglia sarà! Mamma mia, come stanno fugando questi rucci? Ma volete mo? Prima che presto tengono la fame, prepara tutte cose che noi muovono mandiamo al foro. Scusa, l'avevo dimenticato, tesauro, ma il foro mi reclama. Oh, sapessi quanto? Ma vieni presto, Menecco! Spazzola, portami via, se no faccio una fesseria qua in strada! Battaglia! Grande battaglia sarà! A presto, piccole! Oh! Prendi subito quella cesta e te dammi subito le monete. Oh, Cilindro, qui ci sono 3 scudi per la spesa. 3 scudi, che cazzo con 3 scudi? Cilindro, tu vai e compra per 3. Ma via
hanno ordinato. Sì, Cilindro, ma tu c'hai 3 e devi comprare per 3. Ma che 3 che lo solo parassito lava la porta. Ah, Cilindro, tu compra per 3 e fai per 10 come sai fare tu. Ho le mani libere. Liberissime. E allora sarà fatto quello che voi volete. Bravo, bravo, però torna presto, Cilindro, presto. Cilindro, vai. Mannaggia sti pazzavelli che non indomazza per sfotterarmi. Allora torniamo a noi. Hanno ordinato. Ove facciamo? E pigliamo che le palumbo, sì. E quagliette, capiamo direttamente un palumbo, poi. I carciofi ci stanno. Costano che cozzano i ceppatelli. E pigliamo anche pesco, sì. O broro faccio cagliato. E a tu pesce faccio che capralice che aveva si fatta ieri paiato, ma che ce ne votano? Frutto quando ne vuoi a coppa all'albero, e nazzami se... Ma manco saticcio. Un saticcio l'ha già cattata forza. State accorto là, che sta tutto scongiurato, tutto troppo che copare, attacca a vuoto e a finire che corno in terra e poi muove, capito? Cammini, vieni a re da me, e a re, imbecille! Ma che fa? Si mi arriva. Ma perché se ma voglio giocare, che se mi arriva? Cammina, vieni a re da me, vieni qua, va là, ehi, ma che ci vieni qua, mannaggia! Ma che... Ma fai una cosa, caccia la lingua, se un po' che pensiamo della psicologia. Ma come pigliate per Luca? Ma stai bracatecci di vero? Se va a sapere già io. A qualsiasi parte tranne la vuoto, capito? Che stai asciutto qua? Finalmente siamo arrivati. Ma che fa? Si mi arriva. Ma perché se ma voglio giocare, caccia i vicini quando siamo arrivati, capito? Siamo arrivati. Niente di... Quanto tempo ci è voluto per arrivare a capo fino a qua? Giusto. Mannaggia che... Mi sono cassettato. Ma come ti stai assettando? Ma che ti stai assettando? Tu ti assettare solamente quando ti ho detto, capito? Quando uno bello è buono, vedi? Trovi un posto, così, si assetta. Cazzo, non sei troppo bella sta assettata, ma sei? vabbè, Dici la verità. Con prima considerazione della giornata Messeni, non c'è piacere più grande per un uomo che ritrovare la patria natia dopo aver tanto viaggiato. Giusto. Ma che stai facendo? Mi sto assettando. Non ti puoi assettare da giù, mamma da giù. Sto. Mi sapere come sto discusso a pieno, non dico una parola. Terza considerazione, Messenia. Non c'è piacere più grande per un uomo che ritrovare la stessa piazza, la stessa gente, la stessa merda chi te viva, ma si apprezzano mai sta città. Dai, assetta, dai! Mamma voglio assettare. No, invece voglio assettare, capito? Assetta, dai, e non fare la trubba che ti assietta a mezza pacca, no, ti assietta a pacca intera, proprio ti assietta a coppa, e se vuoi fare un piacere a questa città, per la pulizia fa pure un po' così, Quarta considerazione, Messenia, che deriva direttamente dalla terza considerazione. La natura è una cosa assai strana e strana. Vero, perché? Perché quando ci sarà la natura a noi, no? Ma che domande vai a fare? Quando ci sarà la natura a noi? Qua due. Bravissimo, e tu? E dove sono posti? Fronte. Bravissimo. Mori che sta natura, no? Apposta ci mette due occhi in fronte, ci ne metteva uno in fronte, no? E uno vicino a un quello, almeno a così, un povero uomo come a me, non si arriva a finire come in da merda, no? Però, te fossi da finire a merda da Vabbè, non volessi dire, ma non so come che sta foto. Hai proprio ragione, diciamoci la verità, hai fatto proprio una considerazione in merda, cioè la verità. Comunque, riprendiamoci, guarda qua. Neapoli è sempre la più bella città del mondo. Margherita! Margherita! Come stai? Sto qua! Ciao! Imbecille, ma chi stai salutando? A Margherita! E che è l'isola? Un'isola! Perciò non me ne E rispondeva! che vai a rispondere? Quando dormite a salutare l'isola? Ma ci volessi mandare pure un bacetto!
Mannaggia cavatoio, guarda, che la magari. Guarda magari di quanto è bella. Spira tanto sentimento. Ma non hai tutta sta bellezza, avevo per un rovino, È perché tu non cogli. Giusto? La verità, tu non hai mai cogliuto. Hai E ragione. quindi di conseguenza sei... Una cogliona. Ma così mi piace a me quando capisci subito. Ma io una cosa non ho capito. Che cosa? Ci parlate troppo appresso a quando va. Ma perché siamo venuti proprio qua da sta città? Ah, siamo venuti a cercare mio fratello e mio padre. Ah sì? Eh. E perché? Perché è necessario, no? Oh, vero? Eh. E perché? Perché viene casa a un certo punto della vita mia mi è venuto spiripicchio e cercò. Ah, e perché? Senti, Messi, ma tu oggi mangiato? No, Ieri mangiato? E manca. l'altro ieri mangiato? Nemmeno. E viene un punto nella vita di un uomo che uno si ricorda. Caldamagna. No, si ricorda che tiene una famiglia, capito? Una famiglia distrutta. E vabbè, non è come andiamo così. Te, Anni, te. Ma che giochi da piscina, magari, perché... Senti, ma tu sei sicuro che si cassano proprio qua da sta città? Ma così manno che... E soprattutto che sono ancora viva? E vedete, ne fossimo così sfortunati che troviamo addirittura morto imbalsamato. Ecco, mi raccomando. Usciamo a sta Ma cosa. perché? Questa è una città pericolosa. E chi ne imbruglione, e briacone, e mariuole, di scrocconi, di adulatori. E che sia città nostra, allora? Piena di gente dedita ai piaceri e Ah. alle volontà della vita. Ma tu che dici? Piena di puttane sculettanti. Ma no. Come sculetteranno? Non sculetteranno nessuna da parte. Uè, io so favorire. Ah. Guarda il piazzesso. Ma perché ti pure un piezzo di coppia? Sempre sapere, capito? E tic 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 tic. Cosa vuol sapere, mamma? Perché? Perché tu stai sculettando e surriscaldato come stai? Ti vernacci se ne sai? Tu vai a spendere tutti i soldi mica come che ti va? Fa cagare il mondo. Ma che Perciò, stai fermo, non tu dici come sono arrivato. hai capito? Ah sì, sono Sì, ghettato. sì. E da oggi in poi, dici. Insomma, tengo che buono. Voglio dire che da oggi in poi, pure tutte le responsabilità sono ghettato. Ah, sì, a me è venuta una considerazione. Sei proprio Per sì. rendere la nostra visita più gradita ai miei parenti. Sapete che facciamo? Facile. Ci scampiamo i nomi. Facile. Ci scampiamo i nomi, così possiamo osservare senza essere osservati e conoscere senza essere conosciuti. Ma ci date a conoscere che tu ci manca a cadanda. Basta, giudici. Allora a questo punto io mi chiamerò Pensicle. E tu invece ti chiamerai Pasio. Come faccio a chiamare? Palastro. Ma non giochi più per Ma segna. fa questo massani che non si può proprio più, tu ti chiami Pasio. Ma non potevi scegliere un nome meglio. Ma come ti E che me permetti? ne mangio a chiamare Palatoni? Ma come ti permetti? Ma non ci capisco. Ma quanta confidenza? Ma dimmi una cosa, ma io ti parlo a te. No. E perché dove stavo? Tu sei mia, dai già accattato, tu sei la mia schiava, capito? E lì ti posso fare quello che vuoi. Ti posso accidere, ti posso stare, ti posso fare pezzo perché tu mi appartiene, capito? E da questo momento in poi ti chiamerai Palastro. Come vuoi tu, Menecmo? Che ritmo? Come vuoi tu? Non ho roba. Menecmo. È sbagliato. E perché? E perché io non mi chiamo Menecco? E come ti chiami? E come mi chiami? E come mi sono posto nome ultimamente? Come ti sei posto nome? Usi che mi sono posto nome, ma fa una cosa, io non potevo a mangiare senza spendere niente, mi raccomando, solita taverna, solito sistema. Solita mazzia. Per te, io pure perché stai da già accattato? Babusco. È chiaro, no? Fosse una taverna questa. Oste! Oste! Taverniere! Taverniere! Menecmo! Ma che sei proprio imbecille veramente allora? Menecmo! Ma che stai scemo proprio con loro, la verità? Menecmo! La verità, poi avevi 3 soldi, tu capito, accattai una svendita. Menecmo! Mamma ti prego, che faceva una maglia riuscita! A un certo punto disperata, oggi buttata addirittura a rete, non hanno voluto in nessuna maniera! Menecmo, ma perché non mi E rispondi? perché non ti posso rispondere? E perché? E perché io non mi chiamo Menecco! E come ti chiami? E come mi chiamo? E come ti chiami? E come mi sono posto nome ultimamente? Come ti sei posto Pe- nome?
Pausi che mi sono posto nome. Scusami, Menecmo. Oh, tu merda. Ma tu che vuoi? Non mi ricordi niente. E non mi ricordi come mi chiamo. Ma io sono. Un imbecille, yes. Palastrone. Palatone. Ma come fa marare questo palatone? Palastione ti ho chiamato, Palastione ti ho voluto chiamare, capito? Ma Palastione, vieni qua. Lasciami proprio. Palastione, vallo. Palastione. Cuccia. Andiamo a fare un Ma tu sei mia, capito? E ti posso perché tu mi appartieni, capito? Ma fa una cosa, sculettando, via lo può trovare una taverna che là da parte la piazza. Salve, Menecmo. Ma che fate, c'è il tuo nome mio a chi? Ma io non sono Come? Allora, Menecmo, ho fatto tutto, ho comprato tutto e tra poco tutto è pronto, Hai fatto tutto è pronto, ma chi è a chi? Ma che ne so? Però mi daranno pochi tempi, a visitare vado troppo ambre. Siete di me, ci abbiamo visto 3 mesi per arrivare a capo fino a qua. Io mo ho fatto la spesa, un poco di tempo per preparare il pranzo me lo dovete dare. Il pranzo! Hai tuo pranzo, ci capito pure! Quando la faccia è bella, vero? Secondo me si mangia buono, Sentite, scusate, mi avete detto pranzo? Il pranzo? Oh, confermato pranzo! A quale pranzo? Quale pranzo? Che si mangia? Ma guarda che si mangia, che si mangia. Ma scusate, ma l'altro invitato non è arrivato ancora? Imbecille, ma hai invitato a qualcuno? Ma io non conosco nessuno. A chi è che state invitati Ma che ne so? Il parassita! sì, chi lo parassita è? Ma sono pure per Ci sta imbastata una parassita, ma che buono! Ma no, lei, l'altro! Ma l'altro oggi? L'altro che ora non è qui, no! E chi è l'altro che non è qui? Noi qua lui sì! Pazzi, il vostro parassita, che lo sta sempre assieme a voi! Ma non sta d'accordo, ti dà bisogno. Che stai a settembre giuro, che cosa va tu a nate? Ma cazzo, che lo consegno? Voglio vedere. Senti, amico! Io una spazzola tengo, capito? E la porto in davanti! È chiaro? Ma che simpaticone! Ma come gli piace scherzare! E allora che ne dite? Che ne dite? Mi piacciono, guardate che guardate, delicate, profumate e rosate, proprio come me le avete ordinate voi! Ma professore Secci, c'ha la ricetta purtroppo qui! Io? E Scusa! allora che dite? Come ve le cucino? Ah, per me pure crudo! Crudo! Che non mi piace manco cotto! E d'altra parte siete voi che ve l'avete da mangiare! Ma ci va a ordinare la professore Secci! Che se tu sai che a me sta Secci non mi piace proprio, non mi sono mai piaciuto! Scusate, giovanotto, ma ve l'hai ordinato questo imbecille questo sì? Ma se me le avete ordinate voi delicate, profumate, rosate! Io? Ma che siete scordato, ma non le pulite più! Ah, ci capite che si sarà una che li sa un napolitano bustatura, capiamo? ma fammi vedere. Senti amico, dimmi chi sei e cosa vuoi? Ma come chi sono? Non mi riconoscete, sono Cilindro! Io non ti conosco e non ti voglio conoscere, è chiaro? Ma guardate un po', guardate, che non si ricorda niente, che non mi ha ordinato sta zitto, guardate qua, guardate come sono bello, Scusa. Ma se lo sai, sei tu? Ma vi siete dimenticato che vi versate a bere quando venite a far bisboccia da noi? Ma che boccia tu visto? Ma che ne so? Ma da voi? Perozia! È chiaro? Chi era? Ma quando rinacco si mi fa attaccare e mi fa attaccare. Rozzi chi è? Chiaro? Chi era, zia? Chi è? Chi era? Imbecille, me li hai ricevuto tu che sta rozia mamozza. Rozzi è la vostra amante, della mia padrona che abita qua! E poi te ne una manda a Napoli e non sapevi. Senti amico, io non tengo nessuna manda napolitana. A te non ti conosco proprio e sto 50 anni che non metto per in questa città, capito? Può mettere mezzo a zogno, tu a finire pure con per in tam. E vedi che non dire sto fatto. Scusate, ma voi vi chiamate Menecmo? Mi chiamo me. Ma guardate che qua hai fatto a Ciroma mia chissà. Ma io non ce l'ho potuto Ma come sono? E Menecmo che siete voi, non abita in questa casa, Mannaggia, già! vedo bene, mannaggia. Amica, ma tu avere sta cosa, a me se ne fa sprofondare con tutta la gente che stai, perché a me non me ne passa manco pagare, capi? E con questo, basta! Maronno, che simpaticone, voi, ma quando sta lontano la moglie ti fa schiattare i rosati, chi Ma ci parli? Ma no, levo da mia. Non ti preoccupare, Levo da ci mia che comincia a cacciare stroppola e fai uguale. No, signor, ci parli. Vabbè, vieni a papà, guarda tu. Aspetta, guarda un po' da me, guarda un po'. Famone!
si non finisce, ti rompono la capa Fuglia che si scippa! La disgraziata, Fuglia dai! che si foraggia per Uè, non si parla con te! Io parlo solo con Manecco, mo! Ma che non ti male a cuore! Ma che fa trovando sta metà volta che del bombo? Guardate un po'! Io non ti conosco, capito? Io parlo solo con Manecco! Io ti c'è papà! Ma sono assassino! Senti, Messer, a me veramente mi è venuta la considerazione, capito? Secondo me che sto è pazzo è riccione. Allora? È sicuramente riccione. Allora venite con me, Ma non mi porta, non mi Venite con me, porta! mentre prepara il pranzo vi verserò un bel bicchiere di vino. Ah. Venite. Fisicle, fosicle, si feeling, tra sì. Cilindro, sei tornato finalmente! Sì. Che portate? Venite a Bologna, Ma che sei proprio una banda escuritata, Candi! Padrone, state d'accordo? Sti puttani così fanno. E quando arrivano stranieri nella città, si formano come si chiama, si mettono sotto e tanto lasciano quando l'hanno spollato buona a Ma me. che noi spallare? Noi saremo noi a spallare allora, capito? Sì. Ma sai che faccio? Io fingo di stare a gioco, capito? eh. Ma che faccio? Mi introduco l'antito e ci sollazziamo bene bene perché qua ci sta di che sollazzarsi, capito? Cilindro! Sì, allora i saticci no, aspettate. Comandate. Tu solo le salsicce hai fatte purtroppo. Non le saticci, ci cantate tanto che la roba, la Scusami, mi sono pazziarielle, capito? Mi piace pazziare. io sapevo, perché lei allora preparato pure le saticci. Ma guarda salsicce no, ma mi dici Ah, salsiccia no. ghietta proprio. Ma che buono. Anzi no, fa una cosa. Se che mi è venuto un'idea di fare un bello regalo alla padrona tua, capito? Ma pensiero? Avessa sapere che pensiero tanto in capo, ma padrona tua. Senti, fa una cosa. Allora, sì. Stessa siccia. Sì? A posto le... è deliziosa. Mettila in dopanare, capi? E le porti al mercato e ce le facciamo cambiare. Con che se vogliamo far cambiare queste salsicce? Qualsiasi cosa che si mangia! Non capisce proprio lui. Allora ce le facciamo cambiare con degli oli profumati e delle bottiglielle di unguento odorosi, capito? Non da conosciamo. A me ci rappresentiamo con un fudente regò. Va bene, sarà fatto come voi volete. Sì. Perciò allora voi preparate il pranzo, io vado al mercato e torno, capito? Ah, Cilindro, mi raccomando, le ampolline. Non vi preoccupate, vado al mercato e torno. Ma facciate come me combina tutto quanto assieme. Padrone, secondo me ti stai buttando in un cattivo affare. Cattivo affare? Che i napolitani ci stanno a guadagnare. Ricordati che a noi di capo e i napolitani sai a roscia e mattino. Arro! È meglio che hanno dico. E comunque veramente pigliare i bauli a volte e poi mettere al sicuro perché questi qua sono capaci di scippare fino in mutanda. Ancora questo sai, noi di capo e mutando non l'hanno mai portato e mai ce l'hanno potuto loro. È chiaro, no? Usate gli incensi e preparate i letti! Questa destra a maestra. Anzitutto sia ordinato e pulito, perché la pulizia è una grande seduzione per gli amanti e tutto ciò che per loro è rovina sarà per noi gran profitto! Ma dov'è il mio uomo? Dov'è il mio amato Menecco? Oh, eccoti Menecco! Oh, guarda chi si vede! Anima mia, amico mio prezioso ed utile, ma perché ti attardi sulla soglia? Non si capito, ma era vera sta soglia del candelo. Entra, questa è casa tua più della tua dimora. Tutto sarà pronto come tu desideri. E se vuoi vino e massaggi, non saremo certo noi a farti attendere. E poi ci metteremo a tavola quando tu vorrai. Che sta da essere quello che si fa passare per femmina mia! E guarda che bello panare, guarda! Ma che capisci, tu glielo panarino, dai! Vieni, bellicoso guerrero. Sì, vengo! Ammappucimo sane sane! Vieni, tu sei il solo uomo che Venere ha voluto io magnificassi. Perché sei il solo che mi ha resa prospera e fiorente. Più prospero che fiorente! Ma ci ho fatto morire! Sono proprio un tipo, ma io sono comiche, sono! Comico! State attenti perché... Che stai? Vabbè, ma perché secondo
quando adesso facendo ragazzi. Padre, vieni a qua, che queste sono foglioline che ti stanno cadendo in cuore. Io avrei quando ti cade nell'albero in capo. A me modestamente l'albero in capo non mi sono mai caduto, State capito? attenti, perché queste puttane sono abilissime a cavardanare. Prenderemo anche la trappola. Allora lascia farli. No, no, lieve da mia che tu scombini. Non ti preoccupare. Lieve da mia che tu mi fai Non ti perdere preoccupare. l'occasione. Non ti preoccupare. Vabbè, adesso. Allora, ti preoccupare. Uè, salve, bellezza. Che cosa vuoi? Come si chiama Castuia? Ma me ne Guardate che domanda che va a fare. figlio di Mosco e di sua madre Pinzia che, ahimè, è morta. Ma che stai commosso? Aspi, e tu a chi sta non le conosci? Scusa, tu a me non mi hai conosciuto, però. Ma la dove egli conobbe me? Ma è giusto! Aspetta, e i sette erano da caduccio? Cioè, Ivo, a te, allora già conosciuto. Ma la dove io conobbi lui? Ma che sta si bella come? Padro, che sta da essere una fattucciare, fui vincente prima. Ok, ma puoi capire no, che tu stai in mano all'arte, fammi. Guarda, ti piace come mi sta il bracciale che hai rubato a tua moglie per donarlo a Hai me? capito? Che sia un bracciale che ha già rubato a moglie, ma ce l'hai, si capisce? Ma fai fa, o no? E questa veste? Questa veste ti piace come mi sta? Ecco, ma no. Sì, però dovresti portarla un po' dal sarto, perché vorrei che me la aggiustasse un poco. Sì, sa da cugiare poco in dei scianghi, capito? In dei scianghi non va bene. Ma non solo, vorrei che mi messi anche una guarnizione qui. Sì, ci va guarnizione sotto e zio, no? Sì, perché che lei si nasconde, non ti metti a guarnizione, e capito? E formiamo molte cose, comunque, gira da là. Non è che ti piacerebbe pure una guarnizione qua? Anche qua ti piacerebbe? A me là che mi piace assai proprio, Davanti e di dietro. Davanti e di dietro. Quando ci va, no? In questo caso tutto ambidestre, che sta adesso Sì, sono sicura che così tua moglie non la riconoscerà. Però la porterai dal sarto solo dopo pranzo. Non mi preoccupare, pensiero mio, dopo pranzo da scippa la cuola e c'è la porta, capito? Vieni, bellicoso guerriero. E vieni, amore mio. Scusi, adesso, vattene a via di camarmi, vieni subito. Vieni capito? subito, Va. vieni, grande battaglia. Via che scarfa, va. Ma spostami, che cacchio vuoi? Padro, tu a sti puttani, ne canu! Non è che no. Che è? Non gioco come che le capo, Su fatte capo, ma insomma tu vuoi capire? Noi è capo, è napoletano, zero, c'è Matteo. Padro! Lascia stare che sta passando pure con napoletano, ci sente e ci fa una paliatona a tutto e due. Fa una cosa, piglia o i bauli e portala la cosa. Sì, ma tu non trassi, non trassi. Ma pure una cosa, quindi pure chi sto qua sopra e mettila, non si può mai sapere, mettila a Sì, sicuro. ma tu non trassi, non trassi. Imbecille, ma tu puoi capire, no? Che sta femmina di fronte all'arte mia è una sciocca, è un'ingenua, capito? È da preta che mi vuole rendere preta, la farò diventare. Sì, ma tu non trassi, non trassi. Ma tu sei mia, capito? Dacci a cottare, tu sei la mascella, finite basta fare quello che vuoi, ti basta uccidere, ti basta spartare, ti basta fare a piedi perché tu mi appartieni, capito? E posso fare quello che voglio. Ma se basta a me che vuoi. Ma non vai un po' a fa. Basta che vuoi Ma capire. che te ne vai tu a fa, va. Ma pure noi! Ma dai! Mai. Che stupida e insopportabile mania quella di noi avvocati di voler accrescere ad ogni costo il numero dei nostri clienti. Bisognerebbe avere clienti solo ricchi perché quelli poveri ti fanno perdere solo tempo. Sei onesto ma povero, vali zero. Sei disonesto ma ricco, non c'è cliente migliore di te. Ora appunto un poveraccio lì al forno mi sta facendo perdere tanto di quel tempo a difendere la sua causa davanti agli edili che dovrò dire dei rozze che farò tardi per il pranzo. Va bene, Oh, arrivederci, eccoci. grazie. Ecco Cilindro che torna dal mercato. Cilindro, tu ora torni dal mercato. Ma torni, ma sono andato. Va bene, non fa niente, dimmi, hai preso tutto? Sì, ho preso tutto quello che mi avete Le hai comandato. prese delicate? Delicatissime. Profumate? Profumatissime. Rosate?
Non tutte rosate, ce n'è qualcuna verde e qualcuna gialla. Ma non è che sono andata a male, Ma no? che male, padrone, sono di una fragranza straordinaria. Io so quelle che piacciono a voi, alla mia padrone. Bravo, bravo. E dimmi, come le hai prese? Secche lunghe o cortecchiate? E il go-up. Coda! Go-up e sugar. Coda a pesuga! E certo, se non sapete il profumo, no? Ma voi vedete che razzi ci fanno ultimamente? E dimmi, l'importante è che siano profumate. Specialmente che li la Ma sottoggio. perché le hai prese anche sotto? Ma E le c'è! altre? Con l'unguento. Con l'unguento! E sarà una specialità nuova forse! Va bene, e allora come me le fai? Rosolati e arrostiti? Che la così schiata. Vabbè, allora fammi le furne che patate. Ma qua che patata? Vabbè, fammi che friarie. Ma qua friarie! Con i fagioli. Ma qua va su! Fammelo da muoio tu! Dice si una bella vasco cullare. affuato con me pure! Ah, Poi così, la padrona mia, io chiacchiate, devo fare pure un bello massaggio. fanno un massaggio che salsiccia! padrone. Ma tu per chi mi hai preso? Guardate come sono bello, questi all'ambra, questi al gelsomino e questi a fiore di pesco e questi a mimosa, a voi vi piace la mimosa? Ma tu che hai pigliato? Le ampolline che mi avete ordinato per la Ma padrona! io ti avevo ordinato, ma ci mangiamo le ampolline! Ti avevo ordinato le salsicce! Ah, padrona, ma voi piace scherzare? Ma come ti permetti? E avete accattato che li belli salsicce delicate, profumate, lo so! Vabbè, allora! Voi prima mi avete detto di buttarli! Io? E poi padrete le case con gli ostali profumati! Ma quando? Quando? Se da stamattina solo adesso io ti rivedo! Ho capito! Tu oltre a quel tuo grandissimo difetto... Quale? un raffreddore. Ne hai assunto un altro. Ti si inzallano completamente. Ma senti, fai una cosa. Tu ora prendi queste ampolline, le porti al mercato, Sì. te le fai cambiare con le salsicce. Vieni qua e mi raccomando, quando incontri la tua padrona Erozia, gli dici che io tarderò per il pranzo in quanto sono trattenuto al foro da un cliente. Ma guardate che tipo, io ti ordino le salsicce e tu te ne vieni con le ampolline. Maga, parati! Va bene, dici delle che avete cagnato pazzire. Mamma mi si padrone un roggio, ma non avete sempre avere ragione loro. E che sta da pazienza, che sta data lei. Ah! A da passare un anno che l'hai prodotto mazzo inventato che sta sempre papà. Che sta sempre fatta apposta per tenere occupato chi è già occupato. Ma quello che dico io, no, a sta assemblea non ci può niente disoccupato che non tengono niente da fare. E non uno come me che tiene un'occupazione stabile. Io per chi non assemblea che ma ci pensa a me, che lei mo si sarà saziata sicuramente tutta male. Poi, la corona ancora, questo mi hanno rubato sicuramente tutte cose mie. No, faccia come vuoi tu, hai capito? Sì, porta la veste dal sarto e quando la rivedrai e quando la vedi giù, non la riconoscerai più. Guarda, a mangiare, dai, sei buffato con me, porca e mi è rimasta la panza vacante a me. Vuoi, ma non mi chiami spazzola se non lo guardo filo pomeriggio. Oggi mangiato, oggi fatto una che lì, una donna piacente e compiacente, ma mi arrabbio pure la veste sua, ne mangia e mangia me. Oh, dei immortali, a faccia vostra chi vi crede, che noi di capo siamo tutti atei, capito? Niente nemmeno il piano è andato a meraviglia, ecco, facendo tutto quello che ricevesse, ha già avuto esattamente tutto quello che voleva. Insomma, è stato trattato a così buoni, a così a poco prezzo. Tradito, così non mi senza parlare. A chi si chiama? Mi hai sperduto in fuori, l'hai fatto apposta, tradito. Chissà da essere proprio uno scombinato capo. L'hai fatto apposta per fottere solo tu e fottere tutto. Ma chi sei, ma perché avessi ma fottere assieme tutti e due? Io per mano quella che se ne tronco una balla al su. Attenzione, diciamo le che mi è rimasta a panza va. Ma chi sei? Ah, mi vuoi sfottere pure, mo? Tu non mi conosci. Ma non ti a conoscere, non ti voglio a conoscere, comunque, chiunque tu sei. Ma mira la roiaia, Tu stai imbriaco. sto ubriaco e tu sei pazzo, Ma tu non mi conosci. non ti a conosco. Tu non sai chi sono io. Ma non lo so, ma scusi, non so perché passare se non ti conosco, no? Tu non sai chi è il tuo parassita. Ma sì, dai, voglio io quando ne vuoi, poi sto un cabrimacato, E questa cosa, state fermi che male, se avessi che rubato a tua moglie per darla alla tua mamma. Ma
Oh, io non ho nessuna moglie, non ha già rubato nessuna veste, capito? Oh, tu stamattina si sciuto che la veste a culo. Oh, mi sono uscito questa veste a culo. Sì, esce per la casca la veste a culo. Non dovevo che fare, Ehi, dacci lì. oh, tu mi hai visto? Ma vattene, ma vedi che strano effetto, io oggi ho bevuto un bucorino e vino, e che si è completamente ubriacato. Addio, che pasta cavallisciata che tieni, e i pensieri tuoi hanno pigliato una brutta sciuliata. Tu sei pazzo nella chiocca, sei pazzo nel cranio, tu di chi? Scendiamo un po' a me. Io ti dico per l'ultima volta, ma è lecca, ma. Guarda che l'imbecille che qua che ha fatto, un uomo mi ha aiutato a vicino a tutto il paese, l'ha aiutato a vicino. Tu non mi conosci? Non ti conosco! Ah, non mi conosci? Non ti conosco! Tu non sai chi sono Ma io. non lo so! Non sai chi sono io, Perché ci stanno i cartelli, in mezzo alla via, chi sei tu? Non ti preoccupare, ma tu con io sono. Ragazzi, che stiamo a ridere a me, che sei proprio divertente. I magari tua moglie. Ah, guarda mia moglie, va. Io ci vado Va a capo, a dire sia tu. Io ci vado a tua Ma ti moglie. stai aspettando? Non Oh. mi conto tutte cose. Chissà se ci sembra fa sotto stamattina. Così vediamo se ti torna la Ti memoria. torna la memoria, ma quella memoria? Chi sta proprio buono, guarda, chi ne sta addirittura piangendo, sta, Ma che t'hai fatto? Che t'hai fatto? Ti tratti tu che mi tratta così. ma io non mi ricordo, già essere sincero, comunque io sono un bravo uomo, in una maniera ci apparò. No, ma tu vedi che legato con me. Ma sei fissato con scombino, apposta hai pensato come sta combinatissa, ma che pochi sta? Tutto il male che mi hai fatto. Tutto il male che mi hai fatto, ma che hai fatto? Taccare tutto quanto tu. Bravo! Da subissare. Benissimo, bis! Da ridurre povera. Mua povera, che esagerazione però, Ehi, guarda che lupo che saluto cade nel culo. L'hai voluto tu, io morire subito, traditore. Ma fatti scrivere in dana una commedia applaudo, con chiagnazzare sfarfallato, fai troppo buono, per proprio naturale, capito? Ma che sta una banda? Che si sono tutti quanti d'accordo che la situazione si fa più difficile di quello che sembrava. Guardate chi c'è! Che bella Un sorpresa! incontro propizio! Se non dicete sto nome che trovi scritto pure un faccio ai muri, se no... che tutto a posto, vincere. Menek Marozia ti chiede un favore. Sì, Per il bene che ti vuole. Per il bene che ti porta. sì. Se trovate di strada, puoi passare dall'orefice a portargli questo bracciale. Quello là. E trovandoti dall'orefice puoi dirgli di aggiungere 2 once d'oro, così da rimetterlo a nuovo. Ah, sì. E rendere anche questo riconoscibile agli occhi di tua moglie. E dicimi una cosa, piccere, ma questo bracciale qua è d'oro? Certo! Ma d'oro? Doro. Ma d'oro? Ammettete qua, È quello che hai rubato stamattina dallo scrigno di tua moglie. Ah, vero? Non te lo ricordi? Ah, ecco, non mi ricordo, è che ti cagavi solo per spartire il regge, ma quando fisica, venite a qua, ma voi bruscini dell'Agandera, sentite, vi ricordate che pare ricchini che ha regalato la padrona vostra settimana passata? Quali? Che belle pare ricchine brillanti. Brillanti. Non è che volessimo portare pure che la dollorefice così e facciamo mettere una di due brillantini, no? Ya te la figlia, Tu non hai regalato nessun orecchino alla padrona. Ah no, non ti preoccupare, come vedi che già fanno piccino tanto, fisiche, si fili e mettete sotto la scella che dà il regrillo, allora, vi ricordate che la bella collana che ci regalata la padrona vostra il mese passato, La ricordate? Quella bella collana di perle bianche. Perle bianche. Non è che volessimo portare che un po' a l'orefice e ci facciamo mettere una di 10 perline. Andiamola a pigliare, sta qua. Merozia non possiede collane di perle. Ah no? Non gliele mai regalate. Non vi preoccupate, troppo orecchini ci faccio pure una perla tanto, dai. Sentite, venite a qua che una cosa è sicura, però. A luce...
Mese e cose, deformazione professionale. Sai. Allora, quello diceva, a un certo punto una cosa è sicura, a un certo punto mentre ci stiamo buttando proprio venendo da capo morta a pranzo, sono passate certe belle posate d'argento. Le nostre posate d'argento. Giuriti, le nostre posate d'argento, no? Ma ne possiamo portare un po' dall'orefice, a così facciamo mettere un po' a pulitura, no? Che dici? Già tabbia. Succede, va piglia, va. Menecmo, ma se solo l'altro giorno le portate a ripulire. Ah sì? E che volete? Sapete che? Quello a me mi ha pigliato come una fissazione, capito? Una malattia. Io ogni volta che vedo un po' sporco, una antichitella, e volesse pulizzare, e volesse sceriare, perciò... la peggio, mannaggia! Senti, lascia perdere le posate, ma non è che mi porteresti qualche pendaglietto? E a me qualche orecchino? 2 dracme e non di più. Azz che sto fanno l'orame! Io ti massaggerò con mani delicate. E io ti ungerò con creme profumate. Io ti asciugherò con sete pregiate. Degna discepole che è la grandissima maestra! Allora sì? Sì. Sì? E come no? Sì! Basta però, ma facete una cosa, dite alla vostra padrona che io farò tutto, capite? Quando voi aspettate, capite? Aspettate, avete voglia di aspettare, capite? Grazie, Menecmo, come sei generoso! Menecmo! Non so generoso, ma che roba che non mi ce l'ho imparata! Ecco qua, lei tutto fatto. Nada voto chi stiamo... Voi ci piace tutto quello che sistema, si è arrivato tardi, hai capito? Mi hai fatto fare pure una brutta figura che la padrona voi! Per arriva prima! ma si sto già a annaggiare. Non si arriva, mi pigliate tutte cose! Sì, stanno qua. Quando ne so? 36 spezzato. 36 tutto spazzato, le pigliate! Pare che mi hanno potuto pigliare uno sano! E infatti non ci piato pure un enometro. E capiate, una damigiana, non butti io! Ma guarda, ce ne vuole una goccia, un'essenza! Sono delicato, profumato, rosa. Tutto rosato, la pigliata, ma che non potevo pigliare qualcuno giallo, qualcuno verde! Già, chi lo manare una gialla e una verde, ne pigliava e ci sbatteva in faccia. Ma perché ce l'avevo a sbattere un po'? Perché così non troppo. Ma gli dai tanto che non so buono, ma io che si proprio non capisco proprio! Come via? Comunque ne ha già pigliato 18 secche long e 18 cortecchia. Su Cristo! Ma qua che strada sui maia. Ma pigliate maiali, grassi maiali! E sai come puzza sta roba sparmata cuola! Ma guardate che capo interista siete, ma c'è una cosa, Rammello a me dice il portapadrone, così che le si fa un bello massaggio, va! Mamma, io sapevo che la padrona mia era vizioso, ma che state facendo quando vi venite un massaggio che sta siccio? E sa sì! E pigliate la tavola del sasì! Guardate che l'ho pigliata la tavola del sasì! Ci l'avevo detto le ampollini! Padrone, ma mi avete detto le ambolline, ma poi madrite ne davate le cagne che sta siccio! Insomma, ma non può capire, no! A me e sasì mi fanno schifo! Padrone, ma mi sono sfastriati, a stamattina annanzi a rete, ambolline, io non ce la faccio più! Ehi! Una cosa, non ti sbattere che perdo il morte, capito? Allora, fai una cosa. Tu vai un'altra volta al mercato, mi si sasiccio, te le fai cambiare che di nuovo con la bollina e porta che mi raccomando non dà direttamente alla padronatura, rammella direttamente a me, capito? E sicché se mi sbatto non faccio! E tira te ne vai elegantemente. E che tanta pazienza, mamma mia, che giornata che schiara! Che giornata che schierato, guardate qua la veste, un bracciale gli dei mi sono state proprio propizie, capito? Ma sai che già faccio? A cercare assolutamente a Messenia, così ci racconto tutte cose, ma sai che fa? Sì, ma faccio così, metti questo qua, no? A così loro si pensano che hai sentito là, invece mi sono finito che là parte, ci sta niente a fare, ma noi di capo i napolitani, sai roce al mattino. E che vuol dire che fa? Farabutto mascalzone! Non ne posso più dei suoi continui tradimenti, ma me la pagherà cara quel puttaniere! Essere ingannata da un uomo simile, da un farabutto, da un mariuolo che arraffo tutta roba mia per portarla alla sua amante! Non ti preoccupare, stammi a sentire a me che io faccio acchiappare in mano rindosare. Io la ci vesti col boccio mio, se ne va là a dosarti che la veste che si è rubata di. Che vesta mia! Chi lo stiamo qua, oi? Assettato, ubriaco, che la corona ancora. E che ci faceva che la corona ancora? Hai canna corona, o vedi che hai in dieti che buci. Ma io te credo! Ma mo senti a me, se io volevo mangiare a me a casa, Andiamo! sta venendo, noi, oi là, noi,
Ah, vedi? Ma non ha da ricciuare sta ma. Senti, da ripete, mettiamoci alla rete, prima che cosa succede. Ma che cosa devo dire? Come mi devo comportare? Ah, ripete, come fai se? Cioè? Trattalo una schifezza, vai, vai. Una splendida giornata rovinata. Speriamo solo che il pranzo sia pronto. Sicuramente Rozia sarà arrabbiata con me, ma io la calmerò con qualche parafrasi retorica, o meglio ricordandole del bracciale della sopravveste che ho rubato a mia moglie per regalare a lei. Ti seduto, che ne pensi? Che ho fatto un pessimo matrimonio con un pessimo marito. Adesso entro dai Rozia e mi sollazzo con lei. E sollazzati prima con me! Ah! Che cosa ne hai fatto della mia veste e del mio bracciale? Così siamo pari. Tiene paura! Ma di che parli, mogliettina mia? Della veste del mio bracciale! Ma che me lo chiedi pure, capito? Me lo chiedi pure a me! a chi dovrei chiederlo? A lui, mogliettina mia! Siete bambini, continua così, vai, vai. Quale veste? Dove hai messo la mia veste e il mio bracciale? Ma quale veste? Ma quale bracciale? Ancora, quale veste e quale bracciale? Tiene paura, sì! Ma che paura? Io non Tiene ho paura di niente! Tiene paura! Non ho paura di niente, ma quale veste? Ma quale bracciale? Mi cogli alla sprovvista! Oh, vero? Sì. Ah, ti cogli alla Mi ha sprovvista! colto alla sprovvista! Ah, ti ha colto alla Mi ha colto sprovvista! alla sprovvista, sì, perché io mo torno dal fuoco! Oh, tu mi torni da fuori! Oh, ma torni da fuori e ti ha colto alla sprovvista! Ti ha colto alla sprovvista, ma torni da fuori! Ma torni da fuori e ti ha colto alla Guarda, farnuta, mi dici dove hai messo la mia veste e il mio bracciale? La ripido, guarda a me, se l'ha rubati sta vestito bracciato. I raggi, guarda, mi sta facendo segna, ha fatto prima così e poi così. Ma che bugiardo, ma non è il mio stile! Io sono un retro, un avvocato, segni non ne faccio! Ah, tu segni non ne hai fatte. no. Però avessi un bracciale te l'hai rubato tu. O vedi da ripido, non sapevi rispondere, dai. Disgraziata questa sono una disgraziata! Doripide, ma perché fai così? Qualche servo ti ha mancato di rispetto! Puttaniere! Ma forse qualcosa non va in casa! Mariuola! Ma forse ce l'hai con me? No! Oh, e volevo ben dire! Io non ho fatto niente! Bugiarda! Non ce la fai, non ce la fai. Infatti, te dammi un po' di tempo e ti faccio le già faccia! Doripide tesauro! Ma che cosa ti rattrista? Doripidiuccia! Doripidina! Dodo! Levami in mano a gol! Me l'hai rovinata! A così non vale teniamo a mangiare a casa i rozzi senza me. Ma che mangiare a casa di Rozzo senza di te? Ma se ti dico che da stamattina ancora non ho mangiato! Buciare! Ma come ti permetti? Ah, tu si va là, oh, dai, ci ho visto, imbriaco, e caguronata, e mi chiamate pure mazzo. Ma tu sei po'! Oh, via! No, volevo dire, stamattina, da quando ci siamo lasciati, io solo adesso ti rivedo! Sì, che sono venuto a cocconunato. Comunque sì, il tipo mi vendicaci tutto cosa a tua moglie. E che gli hai detto? Tutto. Tutto, ma tutto che? Non lo so, domandaci lei. Ma scusa tesauro, ma che cosa ti ha detto questo disgraziato su di me? Che tu stamattina mi hai rubato una veste e un bracciale. Io? Ehi, te l'hai rubato tu adesso il braccio per portarla ai rozzi. A quella puttana da Lupanà. Ma no, Doripide, non dire questo, che siamo in una pubblica piazza, c'è reato di diffamazione! Ma tu non sei un avvocato. Ah già, io sono avvocato, un dico sempre pure, ha fatto bene. Comunque, da avvocato e da retore quale sono, ti voglio rispondere. Doripide, guardami negli occhi. Tu lo sai che valore ha presso di noi romani il giuramento? E allora? Tu vuoi che io giuri? Ma non ho Mi detto- costringi a giurare, guarda che una volta che ho giurato la questione è chiusa definitivamente, il reato è estinto! E allora giura se tieni coraggio, giura! E va bene, allora giurerò, tanto che ci vuole. Io giuro su tutti gli dei che non ho rubato niente e niente le ho regalato, e che con questa la cosa è chiusa definitivamente, il reato è estinto! Hai visto? O sembra avere ragione lui. Non ti preoccupare, siete da cagamo pechino. Siete menecco, tu hai giurato? Ho giurato. E il giuramento estingue il reato? Giuridicamente ho estinto tutto. Bravo. E allora io lo spergiuro. No! Sì. E lo spergiuramento estingue il giuramento. Spergiuridicamente. Sì, lo spergiuro. Ti prego, no! Sì, lo spergiuro su tutti gli dei. Ma guarda!
guarda che non si torna più indietro. E come non porto a me? Lo spergiulosi di dei, si semidei e quarti di te, te le dignate tu avessi un bracciale per darla a Erozia. Come volevasi dimostrare? Per darla! Guarda, l'ha detto anche lui sotto spergiuramento, per darla ad Erozia. Infatti non gliel'ho regalata, io gliel'ho prestata! Prestata? Eh sì, gliel'ho prestata e così giuridicamente e spergiuridicamente ti ho fregato. Sì. Prestata, capisci? Prestata, eh? Prestata, ma che male c'è? No? Che male c'è? Ma perché io la tua clamide del tuo palio lo presta a chiunque? No, le donne prestano gli abiti femminili alle donne e gli uomini quelli maschili agli uomini. Ehi, portami la mia veste e il mio bracciale entro stasera, altrimenti non ti sarà aperta la porta di casa. Mi sono spiegata? Bromia! Sì, Dorifide. Non lo fare entrare. Magnatilla! L'avvocato! L'avvocato! Disgrazia! Fate! Non ti permettere di farci che taccire, capito? Taccire! Aiuto! Aiuto! Chi è? Ma cos'è questa? Oh, Neleccomo! Sei stato dal salto per la mia veste e dal gioielliere, sì, per far accrescere il Quale salto? bracciale. Quale? E pendaglietto Ma per quale? me. Basta, io non capisco più niente, basta! Castano le ampoline, Le ampoline? non cagniamo in fiera, se no ti chiami sta zitto in faccia.